La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Bentrovati a questa puntata di Friuli Lavoro legata a come scrivere un curriculum vitae. Si tratta di un tema importantissimo perché si tratta di coniugare competenze e forma. Saper scrivere un CV significa spiegare la sostanza di quello che si è, in modo tale che anche l'azienda che lo legge saprà valorizzare la persona che ha di fronte. Questa sera siamo con Simona Attico, HR Specialist di MAV. Buonasera Attico. Buonasera. Partiamo subito da una domanda amletica. Europass o non Europass il curriculum vitae, Attico? Ci spieghi? Certamente, come lei ha correttamente detto, il curriculum deve essere lo specchio della nostra professionalità ma anche della nostra personalità. Di conseguenza un modello precompilato come potrebbe essere l'Europass sicuramente è d'aiuto per tutti coloro che magari sono ancora alle prime armi nella stesura di un curriculum, ma è altrettanto importante riuscire a personalizzarlo coerentemente con quella che poi è la professionalità che una persona ha acquisito o l'esperienza professionale alla quale ci si vuole approcciare. Faccio un esempio: se vogliamo lavorare nell'ambito in cui la creatività premia, chiaramente riuscire a realizzare un curriculum che possa essere altrettanto originale potrà essere un buon elemento di valutazione in sede di colloquio. Ecco, ma che cosa dobbiamo scrivere, Attico, in un curriculum vitae? Il curriculum deve essere assolutamente preciso, sintetico e curato, deve contenere tutte le informazioni che riguardano la persona, quelle di contatto della persona chiaramente, i titoli di studio che devono essere elencati in ordine cronologico a partire dall'esperienza di studi più recente, e deve essere anche espressiva delle votazioni raggiunte, perché servono al recruiter per poter comprendere la capacità della persona di saper raggiungere gli obiettivi di studio, e poi se sono valutazioni eccellenti perché non comunicarle. Anche le esperienze di lavoro devono seguire un ordine cronologico dalla più recente alla meno recente ed esprimere in modo sintetico e preciso gli elementi che valorizzano la nostra professionalità. Tutte le altre informazioni relative alla capacità di utilizzare degli strumenti informatici, dei programmi specifici o la conoscenza e le competenze linguistiche vanno espresse, ma sempre tenendo conto di quella che è la professionalità o l'esperienza di lavoro per la quale noi ci stiamo presentando. Ecco, che cosa dobbiamo evitare di scrivere nel curriculum vitae? Evitiamo di scrivere elementi autoreferenziali, lasciamo che siano i valutatori a scoprire quelle che sono le nostre potenzialità ed evidenziarle. Evitiamo poi di fare un curriculum poco curato anche dal punto di vista della grammatica, del lessico. Spesso si vedono dei veri e propri orrori, oltre che degli errori grammaticali, quindi questo non è sempre un bel biglietto da visita. Cosa non deve mancare in un curriculum vitae? In particolar modo, le soft skill ci devono essere oppure no? Assolutamente sì, non è banale indicare in un curriculum se abbiamo degli hobby particolari, degli interessi sportivi, se impieghiamo il nostro tempo in un modo piuttosto che in un altro. Sono elementi fondamentali per il valutatore perché permettono di far emergere degli aspetti legati alle competenze extra professionali che però all'interno di un contesto di lavoro emergono e sono importanti. Poi nell'epoca del 4.0 che abbiamo spesso raccontato in queste puntate, sappiamo che l'esperienza personale e le capacità personali, quindi le soft skills, saranno sicuramente nel tempo un elemento di valutazione sempre più importante anche per trovare lavoro. Ringrazio Simona Attico per le importanti informazioni che ha dato su come scrivere un curriculum vitae. Come sempre c'è anche la mia email nel caso vorreste fare altre domande legate a questa importante task per potersi candidare rispetto ad un'azienda. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un'altra puntata di Friuli Lavoro e grazie ancora a Simona Attico. Grazie a voi, buonasera. Grazie. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.